Buongiorno a tutti. Questa mattina siamo qui nella sede istituzionale del Consiglio regionale, nella sala, per presentare la conferenza stampa di Sento Risi e Sento Bisi, un grandissimo evento che oggi ho il piacere di presentare, un evento che è nato dalla volontà dell'amministrazione comunale di Stra. Nasce con l'istituzione e con il coinvolgimento del distretto del commercio di Noventa Padovana e Stra. E è un evento in cui si porta visibilità alla gastronomia, al territorio della Riviera del Brenta e nonché anche alle eccellenze dei commercianti e di tutta l'area che c'è nel nostro territorio. Un evento che dà visibilità e sicuramente crescerà, perché questa è la prima edizione e ce ne saranno delle altre successive. Darà sicuramente lustro alla Riviera del Brenta, che è conosciuta non solo per il calzaturiero e per le ville venete, ma anche per la sua storia. La storia che adesso ci racconterà anche la volontà di questa nascita, di questo evento, e il sindaco del comune di Stra, che invito qui a salire sul palco e a fare un saluto. Vi presento il sindaco Andrea Salmaso del comune di Stra. Buongiorno a tutti, eccomi. Anzitutto un saluto particolare, un ringraziamento a Roberta Vianello che ci ha concesso appunto la possibilità di presentare in un così importante palcoscenico questo nostro evento. Il nome Sento Risi, Sento Bisi ha una storia piuttosto lunga che vi invito ad approfondire sui social. Quello che a me attualmente interessa è far capire che l'amministrazione si sta muovendo in una certa direzione. La nostra direzione è quella di valorizzare sempre più e sempre meglio il territorio. Il nostro territorio, come si diceva, è conosciuto per le industrie calzaturiere che ci sono, è conosciuto per le famose ville, tra cui secondo noi la più bella di tutti, ma secondo qualcun altro, insomma, la Villa Pisani, nota per i suoi affreschi, per il labirinto, meta di migliaia di visitatori all'anno. Intercettare questi visitatori con eventi tipo quello che abbiamo creato adesso è il nostro obiettivo. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente questo evento, ha cercato nelle pieghe della storia una cosa particolarmente interessante e accattivante, questa storia del piatto di Sento Risi e Sento Bisi, quindi un piatto tipico del Doge, con la quale stiamo veramente creando una sinergia e una rete tra i commercianti non solo commercianti di enogastronomia, ma un po' tutti i commercianti del paese che hanno aderito in maniera importante. Ecco, io a questo punto passerei la parola al mio vice sindaco, nonché assessore al turismo e al commercio, Roberto Guzzonato, che magari più di me è stato dentro alla creazione di tutto questo, e ovviamente con il mio massimo appoggio. Cedo la parola a Roberto Guzzonato, che ringrazio. Buongiorno a tutti, anch'io un doveroso ringraziamento a Roberta Vianello per averci fatto partecipare a questo evento e anche per poter promuovere questo progetto che, bisogna dirlo, è stato promosso
dall'assessore regionale Roberto Marcato col distretto del commercio stile e qualità, di cui noi facciamo parte assieme con 90 Padovana. Ecco, tutto questo non sarebbe potuto essere se appunto non avessimo avuto il supporto dalla Regione, per cui doppiamente ringrazio la Regione e gli assessori e i consiglieri che ci hanno potuto dare questa opportunità. Ecco, sento Risi, sento Bisi. Partiamo dal nostro territorio. Noi viviamo in un territorio che è che è fortemente radicato sul territorio ed è posizionato in un'arteria che è lungo la Riviera del Brenta, appunto, ma nel Naviglio Brenta. Questo asse che collega Venezia a Padova. Perché faccio questo preambolo? Perché Venezia e Padova sono due città ovviamente storiche, città di signori e città di dottori, mentre Padova che sono all'interno dell'UNESCO. Però questo asse è unito da quello che è la Riviera del Brenta. La Riviera del Brenta che oltre a Stra comprende 90 Padovana, Stra, Fiesso, Mira, e Dolo e Oriago. Ecco, allora a noi del territorio, noi amministratori, abbiamo potuto anche valutare, pensare quale poteva essere il modo per portare anche più turismo in quello che è il nostro territorio Stra, perché bisogna ben capire che Stra è un territorio molto radicato ed è molto radicato nella cultura, nelle ville venete, diceva prima il sindaco e anche la consigliera Vianello per quello che riguarda l'industria della calzatura, ma abbiamo ben altro, abbiamo anche la nostra identità di quello che è il nostro territorio, appunto. Allora abbiamo anche potuto vedere che c'è un cambiamento per quello che è anche il modo di fare turismo. Il turismo sta diventando un turismo sportivo, un turismo veloce e un turismo enogastronomico. Ecco, la gente viene in Riviera anche per sapere cosa può mangiare. Tanti magari preferiscono sapere cosa si mangia prima di andare a visitare le ville, che noi nel nostro territorio appunto ne abbiamo tantissime. Ecco perché allora è venuta l'idea di creare questo marchio, e questo marchio è venuto a seguito di una ricerca che è stata fatta dal nostro comune e dai nostri amici storici che valutando un po' cosa i nostri avi mangiavano abbiamo potuto anche ricostruire un piatto del Doge che è proprio Risi e Bisi. Ecco perché appunto questo piatto tipico. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, però vicino a Stra, ancora nei tempi non sospetti, era una zona quasi paludosa dove veniva anche coltivato il riso. Ovviamente poi con le bonifiche il riso è stato abbandonato, ecco, ma questa storicità noi l'abbiamo ricercata, l'abbiamo portata alla luce. E non per ultimo anche abbiamo uno scrittore, un Francesco Gritti, che nel 1700 ha scritto una poesia dove diceva che a Stra si mangiava il riso e il biso, e due che si sono incontrati appunto in una locanda a Stra hanno convenuto che per fare un bel piatto di risi e bisi ci volevano 100 risi e 100 bisi. Ecco perché il logo che noi poi abbiamo sviluppato di 100 risi, 100 bisi, che è un marchio che noi del comune abbiamo registrato per i nostri commercianti di Stra, San Pietro e Palluello. 100 risi, 100 bisi, che è una forma dialettale che ovviamente tutti sappiamo che significa 100 risi e 100 piselli, ma nello stesso tempo nella lingua italiana invece sento il sapore del riso e sento il sapore del pisello. Ecco, questa è l'affinità. Ecco, noi abbiamo voluto come comune essere un po' da capofila per quello che è le nostre origini, da dove proveniamo, la nostra territorialità e altre cose, però vorremmo poi noi ampliare questi nostri orizzonti a tutti i comuni della Riviera, perché veramente noi abbiamo una potenzialità enorme che potremmo sviluppare, e quindi
cultura, turismo e commercio, ne potrebbe veramente trarre un beneficio enorme. Noi vi aspettiamo in Riviera e noi siamo adesso in atto con questo progetto che finirà verso fine luglio, però lo riprenderemo a maggio l'anno prossimo, perché noi vorremmo e vogliamo comunque, come anche regolamento che abbiamo dedicato ai nostri commercianti, stabilire una data ben precisa che va da maggio a giugno, che è proprio il periodo dei nostri piselli autoctoni. Ecco. Ripeto, vi aspettiamo l'anno prossimo ormai e vi ringrazio per questa opportunità e saluto tutti. Grazie. Grazie al vice sindaco per questa bellissima presentazione. Quindi, come potete capire, insomma, è un piatto che nasce ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia, e questo piatto, aggiungo anche, che veniva servito il 25 di aprile, giorno di San Marco. E quindi doveroso, e un plauso ancora ulteriore all'amministrazione per aver ricavato e fatto e depositato un evento che sicuramente nel tempo prenderà più forma e anche più spessore. Sì, prego. Io aggiungo, Roberta, che ho dovuto sintetizzare molto, perché altrimenti avrei dovuto Sì. andare avanti qualche mezz'ora per spiegare tutto il nostro progetto, che è un progetto che è iniziato l'anno scorso e appunto quest'anno è partito. È proprio alla partito, grande. sì. E quindi ringrazio nuovamente. Qui con noi poi abbiamo anche una rappresentanza dei commercianti che hanno aderito a questo bellissimo evento, e chiedo un aiuto al vice sindaco. Mi pare siano 15 o forse 12? 17. Allora, noi abbiamo un territorio, comunque non è vastissimo, perché Stra conta 7.500 persone e abbiamo circa, in questo caso enogastronomia, un 17 esercenti che vanno dalla gastronomia alla panificazione alle gelaterie, e tutti hanno aderito. Io ci tengo anche a precisare un'altra cosa. Allora, l'ambito del commercio è un ambito molto difficile, perché mettere d'accordo i commercianti è molto 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 duro. Poi abbiamo anche una situazione veramente difficile per quello che sappiamo com'è l'economia, però noi siamo riusciti a raccogliere tutti i commercianti, unirli e anche fare degli eventi che noi abbiamo chiamato a più mani, dove i nostri commercianti hanno collaborato tra di loro, per cui siamo riusciti a portare fuori i commercianti dalle loro attività per unirsi e lavorare assieme. Questo penso sia una soddisfazione immensa. Sì, fare squadra nel territorio è fondamentale, e quindi abbiamo con noi una rappresentante di questi 17 commercianti che hanno aderito, e Mara Zanella, che invito. Buongiorno Mara e benvenuta. Buongiorno e grazie a tutti. Lascio la parola a Mara per dare, diciamo, anche l'esperienza dei commercianti in questo primo e grande evento. Grazie di tutto. Io ringrazio prevalentemente il Comune di Stra che mi ha invitata, e ringrazio anche lei, Roberta, perché è una bella esperienza. Per quanto mi riguarda, dopo 19 anni, il mese prossimo di attività nel paese di Stra, è la prima volta che partecipiamo a un evento così grande, non è mai stato fatto. Quando è stato proposto, onestamente, si è accesa una lampadina, abbiamo partecipato molto volentieri, e giustamente, come ha detto Roberto, ho visto anche tanti commercianti che hanno aderito volentieri. È venuta fuori veramente una bella cosa. E sono stata molto contenta, abbiamo partecipato bene, siamo stati tutti contenti. Ho sentito anche gli altri commercianti che sono molto contenti, hanno creato cose come la gelateria con la farina di riso e i piselli, un gelato che mai avrei detto di trovare, o i grissini, il pane, la pizza che ho assaggiato. E sono stati bravissimi tutti quanti, perché sono prodotti che non sempre si prestano con farine strane in questo tipo qua. Per cui è stato molto bello. Ovviamente anche l'anno prossimo, se ci sarà l'occasione, saremo presenti e cercheremo di fare quello che è necessario per presentare questi piatti buoni. Per quanto mi riguarda, spero che vadano anche bene, perché
Noi facciamo del nostro meglio, ovviamente, per cucinare e per fare bene, e basta, insomma, ecco, ringrazio veramente di cuore il Comune che mi ha dato questa opportunità e l'opportunità di essere venuta qui a rappresentare i commercianti che sono sicura saranno molto contenti. E grazie. Grazie a lei Mara e a tutti i commercianti che hanno aderito a questa bellissima iniziativa che rappresenta l'identità della nostra Riviera del Brenta, e quindi ringrazio nuovamente, faccio un piccolo invito, se non ricordo male, chiedo aiuto all'assessore sempre, ci sarà l'ultimo evento perché è ancora in corso, e quindi gli ultimi due, uno sarà lunedì 14, lunedì 21 è stato rinviato, quindi scuso, lunedì 21, e quindi invito tutti a venire anche solo per curiosità, perché merita veramente. E ieri sera ne abbiamo fatto il quarto evento, quindi vi invito veramente caldamente tutti a venire e così conoscere anche la nostra Riviera del Brenta con tutte le peculiarità. E niente, e ringrazio l'amministrazione di essere venuta qui, di aver risposto al mio invito, anche se in tempi brevissimi. E ringrazio nuovamente anche l'assessore Marcato per averci appoggiato. La Regione Veneto supporta e sostiene questi eventi, perché il distretto del commercio e i commercianti sono il cuore e il polmone del nostro territorio. Vi ringrazio ancora nuovamente e basta, chiudo.